Lotta agli inquinanti emergenti che contaminano l'acqua grazie ad un rivoluzionario sistema dei controlli ed un piano di monitoraggio per la prevenzione dei rischi. La nuova strategia di contrasto è stata resa nota dal presidente del CAFC, Salvatore Benigno, in occasione del lancio del progetto Water Safety Plan a partire dal 2018 in collaborazione con gli enti gestori del Friuli Venezia Giulia e l'autorità sanitaria regionale. La giornata odierna è stata una giornata direi importante, abbiamo chiamato tutti gli enti gestori presenti in Regione Friuli Venezia Giulia. C'era presente la Regione direttamente con la sua direzione della sanità e anche l'Istituto Superiore della Sanità. Oggi la parola chiave è collaborazione. Per il futuro i cittadini vorranno sempre avere un'acqua più protetta, sempre più mappata, per cui abbiamo ritenuto come CAFC di dotarci anche noi del piano di sicurezza delle acque. Inizieremo con il 2018 mettendo a fattor comune le esperienze tra tutti questi enti gestori per una qualità ed una tutela dell'acqua per i nostri cittadini. Lo faremo tramite anche FriulLab, che è la nostra società di analisi delle acque, che vorremmo che diventi un patrimonio da condividere con anche gli altri enti gestori, quindi in una tematica che si chiama Water Alliance, cioè una grande alleanza del mondo dell'acqua per la tutela dei nostri cittadini. Presidente, l'oro blu, noi siamo la regione capofila. Abbiamo una regione molto ricca d'acqua, però questo non ci deve far abbassare la guardia, quindi avere impianti efficienti, avere tutele per i nostri cittadini, e questo ci implica questo Water Safety Plan o piano di sicurezza delle acque, che è una direttiva a livello internazionale non obbligatoria, ma il nostro atteggiamento è un atteggiamento predittivo, cioè cercare di far emergere eventuali agenti inquinanti, studiarli prima che si manifestino, a tutela appunto del bene comune acqua, che non va trascurato ma va preservato. Il pericolo dei pesticidi e altri inquinanti. Paola Martellossi di FriulLab. Innanzitutto è emerso che ci deve essere una collaborazione, secondo me, tra tutti i gestori, i quali devono interfacciarsi tra di loro per condividere esperienze ed informazioni su quelli che possono essere anche le criticità e le fragilità tipiche del territorio. In questo sicuramente devono essere supportati dagli enti di controllo, siano la Regione, le ARPA e tutte comunque le strutture che a vario titolo possono avere a che fare con la problematica. Lo stato di salute è attuale? Io direi che comunque la situazione nel nostro territorio è una situazione che è sicuramente buona e che perlomeno è tenuta sotto controllo, come anche gli interventi di tutti i relatori delle aziende sanitarie in particolare hanno confermato. Ecco.